Graspo è una trattoria semplice, alla buona, è una passione che mi è stata tramandata dai miei genitori perché sono nato in un ristorante. Le origini di Venezia hanno fatto sì che lo improntassi sul pesce e quando sono venuto a Garda ho abbinato il pesce di lago al pesce di mare e ho creato questa trattoria dove il menù è giornaliero. Io voglio essere autosufficiente. La mia scelta forte è il farsi tutto. Io ho il mio orto con le mie verdure, con il mio olio, con il mio vino e il gioco forza è quello lì. Quindi sapere da dove arriva. Il turista ormai deve sapere, vuole sapere. Io amo questo territorio perché dà tantissime cose, ha tantissime cose. I canivini ho voluto farli rivivere anche per quello, perché non è giusto che muoiano, non è giusto che vengano usati come magazzini, devono essere cantine, sono nate così. Porteremo gente che vivrà i saperi e i sapori che c'erano una volta e magari facendo anche vedere cosa succedeva in queste cantine una volta, insomma, proprio con la manualità, farli rivivere, dai. Noi abbiamo preso questo casello e l'abbiamo fatto rivivere. Perché una volta partiva da Verona il treno, arrivava la Bigiona, arrivava fino a Garda e tornava indietro. Facciamo i cocktail vintage come una volta, usiamo delle cose che insomma si usava una volta, ecco. Far rivivere il nostro motto. Se uno arriva non è il soldo lo scopo, è che vada via con qualcosa che io gli ho dato. Mangiare è un convivio, io li metto a mangiare assieme, che devono conoscersi. Io punto lì.